Oltre a Conegliano sono ben 17 gli altri comuni della Marca che sono andati alle elezioni. A Tarso il trionfo di Gianangelo Boff con il 79,86%, a Silea ha riconfermato il sindaco uscente Silvano Piazza del centro-sinistra con il 64,86%. A Castelcucco vince Adriano Torresan con il 51,73%. A Santa Lucia trionfo per l'ex sindaco degli anni 90 Riccardo Zumski con il 39,97%. A Possagno vince il sindaco uscente Gianni De Paoli con il 54,45%. Il nuovo sindaco di Cessalto è Franca Gottardi con la lista Vivere Cessalto che vince con il 48,27%. A Cappellamaggiore vince il sindaco uscente Maria Rosa Barazza con il 76,29%, una civica di centrosinistra. A Segusino il leghista Guido Lio vince con il 66,38%. A Crespano del Grappa premiata l'alleanza PD-PDL e vince Annalisa Rampin con il 63,96%. A Trevignano vince Ruggero Feltrin con 55,65%. A Ivano Zordan la carica di sindaco di Borso del Grappa con la vittoria per il 69,15%. A Casale si fronteggiavano 7 liste e vince Stefano Giuliato, progetto Casale Futura, col 29,72%. A Breda vince Moreno Rossetto con il 31,29%. Mario Cincotto è il nuovo sindaco di Zenzon di Piave con il 44,35%, mentre a Godega di Sant'Urbano viene riconfermato il sindaco leghista uscente Alessandro Bonet con il 60,67%. A Susegana vince Vincenza Scarpa con il 51,11% ed infine a Fontanelle che ha visto eletto Ezio Danna con il 36,05% sostenuto da Lega Nord e una civica.